Dopo la nascita del Crumono Vitigno Piccolito, ovviamente, c'è stato un seguito. Io fra l'altro amo molto la mia terra e mio papà mi aveva trasmesso l'amore per le nostre radici, per i nostri usi, costumi, tradizioni. Fra questi c'era anche la scelta dei vini, dei vitigni. Dopo la grappa Crumono Vitigno Piccolito ho chiesto a Benito, dai, facciamo la grappa anche con uva rossa. E ricordandomi del grande amore che aveva mio padre per il vino Schioppettino, sono andata su a Prepotto per selezionare l'uva che avrebbe dato le vinacce per fare la prima grappa Crumono Vitigno Schioppettino. E qui mi trovo davanti a un grande problema, cioè mi dicono i viaioli, signora, noi gliela diamo, però si ricordi che lei non può chiamare la sua grappa monovitigno Schioppettino, perché lo Schioppettino non esiste più, è vietata la coltivazione, al che io sono inorridita. Quando noi siamo entrati a far parte della Comunità Europea, gli addetti all'agricoltura, assessorato, Levanti, ha avuto l'obbligo di denunciare le varietà di uve coltivate nella nostra regione e chi ha selezionato le varietà coltivate di dimenticare completamente Schioppettino, Pignolo, Tacelenghe e anche altri vitigni. Ho chiesto a mio marito se era disponibile ad aiutarmi a batterci creando un premio a favore di quel viaiolo che avrebbe messo a dimora una o più di queste varietà. Faccio un'intervista con Isi Benini che aveva la vita nei campi, una trasmissione radiofonica, e faccio il bando. Noi Nonino Distillatori in Friuli assegneremo un premio di 500.000 lire, e non era poco nel 75, a quel viaiolo che mette a dimora una o più di queste varietà, Schioppettino, Pignolo e Tacelenghe, e che vinificherà la ribolla gialla in purezza, più 300.000 lire allo studio che gli addetti ai lavori faranno su queste varietà. Pensate che il giorno dopo è venuto giù il direttore Amelio Tubaro dicendo che o ritiravamo il bando, avrebbero dovuto denunciarci per istigazione contro le istituzioni. I vignaioli, se avessero messo a dimora una o più di queste varietà, sarebbero stati visitati dal NAS che avrebbe bruciato tutte le barbatelle, e i vivaisti che avevano le barbatelle di queste varietà sarebbero state distrutte. Da lì nasce il premio Nonino Risit d'Aur Barbatella d'Oro. Cosa abbiamo fatto per poter andare avanti con il bando? Sono andata a chiedere aiuto a Orfeo Salvador, che allora era direttore dell'ERSA, e mi ha detto: signora, lei per dare un premio ha bisogno di una giuria. E io ho pensato, bene, metto in giuria il direttore Antonio Calò, direttore dell'Istituto di Viticoltura di Conegliano, che è stato determinante, e oltre a lui l'assessore regionale all'agricoltura, il direttore Amelio Tubaro, che era venuto a bloccarci. Bene, il professor Calò, quando abbiamo dato il premio qualche mese dopo, lui era riuscito già ad ottenere l'autorizzazione sperimentale alla coltivazione. Questo succedeva nel 76, nel 78 abbiamo ottenuto l'autorizzazione ufficiale e nel 80-81 sono diventati raccomandati. Quindi ogni volta che parlo di questi vitigni li sento parte della vita della distilleria Nonino, e soprattutto ho dedicato il premio al mio papà, che dal di là, se mi vede, sarà contento, perché quello che mi aveva trasmesso l'abbiamo messo in pratica. L'anno successivo al premio solo tecnico abbiamo aggiunto il premio letterario, giornalistico e anche di letteratura, e anche a dei libri che parlassero della permanente attualità della civiltà contadina. E da quel momento è stato tutto un crescendo, l'opportunità di conoscere personaggi unici al mondo, da Claude Lévi-Strauss, il più grande antropologo del Novecento, e in una intervista sul Corriere della Sera dice: venire a Percotto a ritirare il premio Nonino è stato il viaggio più esotico della sua vita, una cosa unica. Poi da Claudio Abbado a Peter Brucco, pensate la fortuna che ha avuto questa donna. E adesso diamo inizio al premio Nonino Risit d'Aur 44esimo anno. Grazie per essere con noi, grazie. Si aprono gli alambicchi.